Rieccoci in studio, ora spazio alla lista civica Gianluca Posocco sindaco, che è una delle tre che sostiene appunto il candidato sindaco Gianluca Posocco. A presentare lista, squadre e priorità in studio questa sera abbiamo Marco Cagliandro e Paolo Balbinot. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, questa sera avrebbe dovuto esserci Antonella Caldarte che come sapete, come è stato detto prima anche da Toffoli, è stata colpita da un lutto, è morto il papà, l'avvocato Giacomo Caldarte, e ci stringiamo insomma alla famiglia e ricordiamo l'avvocato Caldarte con affetto. Allora, come prima, anche da casa, ora potete come sempre inviarci le vostre domande, il numero è sempre quello in sovraimpressione. Con la lista Gianluca Posocco sindaco abbiamo a disposizione 40 minuti, i soliti 120 diviso il numero delle liste della coalizione. Sono le 21:31, quindi partiamo subito. Parto da lei, Cagliandro. Lei è uno dei 5 esponenti del partito Azione, che è un partito a livello nazionale che ha come segretario nazionale Carlo Calenda, che fa parte di questa lista. Allora le chiedo come mai Azione ha deciso di aderire a questa lista civica e di sostenere Gianluca Posocco sindaco. Beh, intanto grazie per la domanda e buonasera a tutti gli ascoltatori e a tutti i cittadini che ci fanno la cortesia di seguirci questa sera su un tema così importante come quello delle elezioni, perché insomma speriamo che ci sia la giusta partecipazione a questo evento molto importante. Azione è un partito di centro, guarda al centro e ha visto in questa candidatura di Gianluca Posocco un'occasione per portare il proprio contributo alla città. È un'occasione importante perché Gianluca si è distinto nei nostri momenti di concertazione, di dialogo, di condivisione del programma, con un modo di fare estremamente positivo, coinvolgente, devo dire, e si è creato un gruppo molto interessante che ha composto questa lista, formata sì da 5 elementi, 5 bravissime persone di Azione, ma anche altrettante 11 bravissime persone prese dalla società civile, dalle imprese e dalle varie attività che hanno caratterizzato e caratterizzano la nostra lista. Ecco appunto Paolo Balbinot, se non sbaglio lei è un civico, quindi cosa l'ha convinta lei a sostenere la candidatura di Gianluca Posocco e a mettersi in gioco in prima persona? Beh, innanzitutto la nostra lista è composta da tante donne, tanti uomini, tanti ragazze e ragazzi, quindi giovani che si affiancano con entusiasmo a persone di grande esperienza come Antonella Caldarte, Antonella Uliana, che ben hanno figurato negli assessorati di propria competenza, ovvero quello sociale e culturale. In quest'ambito qui, quando mi è stato chiesto di partecipare alla lista, non ho potuto non rispondere che affermativamente, perché ho una grandissima stima nei confronti di Gianluca Posocco, la conoscenza torna indietro nel tempo, il progetto è estremamente credibile perché Gianluca è una persona che quello che dice fa. Abbiamo costruito un programma anche con tutti i componenti variegati all'interno della nostra lista che hanno un background professionale, culturale, di vita diversi, ma che si sono messi in gioco in prima persona per apportare un concreto cambiamento e miglioramento della nostra città, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per tutte le persone fragili, perché il motto della nostra lista è la persona al centro. Conseguentemente dobbiamo essere inclusivi e cercare di proiettare Vittorio Veneto nel futuro, nel modo migliore. Ecco, Cagliandro, l'ha detto appunto adesso Balbinot, il vostro motto è la persona al centro. Perché? Cosa significa e come si tradurrà? Beh, allora, la persona al centro è il nostro motto, è una filosofia che questa lista ha ed è dettata dal fatto che per noi la persona è l'elemento fondante della cittadinanza e quindi deve essere al centro di ogni tipo di attenzione. Attenzione in campo sociale, attenzione nel campo delle politiche giovanili e dell'assistenza agli anziani, attenzione anche in tutte quelle cose che sono il decoro urbano, i lavori pubblici, tutte quelle cose che caratterizzano anche un po' l'essere cittadino vittoriese e stare all'interno di una comunità come la nostra. Una città che tutti noi amiamo profondamente e credo che tutti quelli che si sono messi in gioco politicamente in questo periodo abbiano questo affetto per la città, perché candidarsi è comunque uno sforzo, è comunque un impegno molto importante
e su questo abbiamo concentrato il nostro programma, che vi invito anche poi ad approfondire, a scaricare dal sito del Comune, a leggere, perché non sempre con le parole si possono ottenere tutti i risultati e tutti gli obiettivi che ci siamo posti. Non è un libro dei sogni. Abbiamo predisposto un programma che sia fattibile, concreto e che deriva proprio, come ha detto l'amico Paolo Balbinot, dalla concertazione di tutti noi, dall'esperienza che abbiamo messo in campo nel redigerlo. Ecco, parliamo appunto del programma che ha contribuito, insomma, a formare quello che è il programma elettorale di tutta la coalizione. Balbinot ci illustra quella che può essere una delle priorità che voi avete inserito nel vostro programma. Ce ne sono di diversa natura. Se vogliamo parlare dell'argomento del tema della socialità, quindi degli ambiti sociali, c'è uno sportello unico per le famiglie, di cui meglio poi andrà a declinare l'amico Marco Caliandro. Per quanto riguarda la sfera, diciamo, più di mia pertinenza, che è quello relativamente all'aspetto dell'assetto urbanistico, è sicuramente una delle priorità declinate dal candidato sindaco Gianluca Posocco è il tema dei crediti edilizi, ovvero abbiamo una città bellissima che prevede però un'attenzione particolare, necessita di alcune migliorie, soprattutto per quanto riguarda quegli immobili che attualmente sono vetusti e non resi, diciamo, efficienti, siano essi pubblici, siano essi privati. Attraverso un'incentivazione all'abbattimento di questi immobili che non sono più fruiti dai proprietari, viene creato un tesoretto di crediti, quindi di cubatura, che può essere ceduto anche a terzi, in modo che immobili non più utilizzati possano essere demoliti, venga creato del verde da restituire alla città, un verde attrezzato, di cui ne abbiamo sempre bisogno, con la possibilità di ricollocare questi immobili figurativamente in altre aree dedicate, sempre nel rispetto del PAT che è già stato approvato, pertanto non creando nuova cubatura, ma semplicemente allocandola diversamente, ad esempio al servizio della zona industriale che è in costante demanding, quindi diciamo domanda di nuovi spazi. Ricordiamo che ci sono 6.000 persone, operatori all'interno della zona industriale e che ovviamente più spazi, più occupazione, più ricchezza per la nostra città e per le famiglie. E a proposito allora di sportello sociale riferito, insomma, a tutto l'ambito sociale, come lo declinate? Beh, allora, l'ambito sociale è uno dei punti su cui molto puntiamo, è un gioco di parole, però significativo per dire che l'aspetto sociale è poi l'aspetto che caratterizza. Molte volte non se ne parla nelle campagne elettorali perché i lavori pubblici piuttosto che altri temi diventano principali e coprono anche questa tematica. Beh, innanzitutto un primo problema che abbiamo è l'invecchiamento della popolazione. La popolazione invecchia implica il fatto che ci devono essere più servizi, diversi servizi, e dobbiamo cominciare a pensare a come organizzarli sul territorio. Il bisogno è tantissimo, ma dall'altro lato non possiamo pensare che Vittorio Veneto si arrenda ad un invecchiamento della popolazione. Pertanto, congiuntamente a una serie di servizi che abbiamo studiato per la fascia della popolazione più anziana, come il ricoinvolgimento della popolazione in iniziative di animazione, il coinvolgimento nel volontariato, nell'assistenza, poi parleremo anche, se avremo l'occasione, di qualche iniziativa legata al co-housing e quant'altro, vogliamo riportare i giovani in città. E i giovani si riportano attraverso occasioni nuove di lavoro, che è il primo punto, e quindi ci vuole un maggior contatto tra quello che è la città e la zona industriale, su cui molto abbiamo scritto e ci piacerebbe poi magari nel corso della serata approfondire. Abbiamo inventato un progetto che, a dire la verità, è un progetto che abbiamo mutuato da un'altra esperienza dove questa cosa si è verificata, cioè il contributo alle famiglie giovani, un contributo che il Comune dà per abbassare, calmierare l'affitto che sappiamo essere a Vittorio Veneto molto alto, e questo ci aiuta a favorire, l'insediamento di coppie giovani. E poi con lo sportello, attenzione, questa è una misura che è già finanziabile. Abbiamo la fortuna di avere il candidato sindaco che è anche assessore al bilancio, quindi abbiamo fatto una buona scuola di quello che è
di quello che c'è tra le pieghe del bilancio e di come si può impiegare, è una misura già fattibile, insieme anche alla riduzione dell'IMU per le coppie giovani, così come lo sportello famiglia, cioè la possibilità di dire a Vittorio Veneto: se vieni ci sono una serie di servizi, noi ti diamo una serie di indicazioni su come puoi insediarti in città, godere dei servizi che ci sono, ma anche di tutto quello che è il contorno poi cittadino su questo tema. A proposito di crediti edilizi, arriva da casa una domanda flash per lei, Paolo, da tale Luca. Dal punto di vista remunerativo, quanto compensa il credito edilizio? Solo oneri di urbanizzazione? Chiede. Entriamo in ambito di technicality, pertanto ci sono dei soggetti ben più qualificati rispetto al sottoscritto. Non è sicuramente questa la sede per approfondire. A tempo debito ci sarà opportunità e occasione anche per individuare quelle che sono le ponderazioni di cosa si va a demolire e cosa viene creato, quindi ritengo che gli uffici tecnici poi potranno riferire tutte le technicality utili anche alla cittadinanza. Ok, altra domanda da casa, dice: dal form che i cittadini hanno compilato hanno dato priorità al decoro urbano. La vostra lista assorbe diversi elementi della giunta uscente, dove i cittadini hanno lanciato delle invettive per i lavori pubblici. Cosa secondo voi non ha funzionato e quali azioni pratiche ritenete utili per uscire da questo impasse e dare certezza ai cittadini? Chi vuole rispondere? Beh, comincio io magari, Sì. visto che è un aspetto un po' politico. Allora, innanzitutto noi non siamo i difensori d'ufficio di una precedente giunta, però ne cogliamo gli aspetti positivi. Questa giunta in parte, attraverso degli elementi che poi guarda caso sono anche all'interno della nostra lista, hanno ben operato ed è riconosciuto. Non possiamo assolutamente non citare l'assessore Caldart, non possiamo non citare l'assessore Uliana, il sindaco Miatto e lo stesso Gianluca Posocco. Sono elementi con cui non possiamo dire che non hanno fatto niente, che non hanno caratterizzato. Il decoro urbano è importante. Il decoro urbano necessita di organizzazione e necessita di qualcuno che questa organizzazione la segua pedissequamente. Ora, se ci sono stati contrasti nella precedente giunta su questo tema, è evidente che il tema è un po' più complesso, non dipende solo dal sindaco, dipende probabilmente anche da chi se ne occupava direttamente. Insomma, ci sono una serie di questioni che devono essere valutate con attenzione e occhio politico e pertanto noi siamo convinti che insomma, stiamo facendo una nuova esperienza. Ci sono 16 nuovi candidati, una coalizione complessa con altre 2 liste ben nutrite di persone di alta qualità e crediamo che con la guida di Gianluca Posocco una giunta e ricordo un consiglio comunale, perché non è la giunta da sola che governa la città, ma siamo in democrazia, c'è il Consiglio Comunale, potrà ben fare per il futuro. Okay. Una cosa che verrà sicuramente implementata nell'ottica di efficientamento nella relazione amministrazione-cittadini, affinché vi sia una cristallina trasparenza nelle relazioni tra queste 2 entità importante, anticipiamo che verrà implementata all'interno del sito del Comune un'apposita sezione, oltre al form che verrà già ancora riproposto per raccogliere input da parte della cittadinanza delle cose che ritengono non procrastinabili o comunque degli input di quello che a loro può stare più a cuore, ovviamente l'amministrazione ne farà tesoro, ma provvederemo ad inserire un cronoprogramma delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli investimenti di lungo periodo. Conseguentemente il cittadino avrà il termometro e avrà ovviamente tutti gli input che permetteranno una rapida analisi e verifica, chiamiamola fact checking, di quello che viene indicato relativamente allo stato avanzamento delle opere, quindi anche con quelle prospettiche. Quindi quando il cittadino non sarà tenuto all'oscuro di quelle, ad esempio, zone dove verranno effettuate le famose asfaltature o opere di diversa natura, quindi sempre nell'ottica di avvicinare il cittadino all'amministrazione e viceversa. Cagliandro, tra le vostre proposte c'è anche quella di istituire un assessorato al terzo settore. Perché questa proposta? Beh, allora, uno dei punti su cui abbiamo trovato subito accordo con Gianluca Posocco è proprio questa proposta che deriva tra l'altro dal gruppo di Vittorio Veneto in Azione. Deriva dall'esperienza che abbiamo fatto molti di noi che sono impegnati nel volontariato organizzato e quindi la necessità
di trovare un punto di convergenza tra volontariato, organizzazione, associazionismo e pubblica amministrazione, in un'ottica ovviamente non concorrenziale. L'associazione non si mette in concorrenza con la pubblica amministrazione, sono dei cittadini che vanno tutelati perché si impegnano per la comunità e quindi è giusto favorire tutti quei sistemi che consentono un miglior dialogo con l'amministrazione, ad esempio sgravandoli burocraticamente nel momento in cui si occupano di questioni come le manifestazioni pubbliche, quindi lo sportello semplificazioni. Gestire alcuni loro aspetti, aiutarli nella conduzione delle associazioni, sviluppando piani di formazione, perché guardate che dopo il Covid abbiamo perso molti dei dirigenti delle associazioni di volontariato che erano strutturate e ricordo a tutti gli ascoltatori che molta parte dei servizi, chiamiamoli sociali, socialmente rilevanti, vengono svolti da organizzazioni di volontariato. Cittadino che nella piena applicazione dei principi costituzionali si impegna a favore degli altri. Ecco, su questo punto siamo convinti che questo è un momento di dialogo molto forte. Altra domanda da casa, vista la differenza di provenienza dei vostri componenti della lista, qui dicono ex leghisti, PSI, Azione, Sinistra, ritenete che questo sia un fattore coagulante o di possibili future divisioni? Balbinotto. Ma allora, come abbiamo detto in apertura, nonostante diverse persone all'interno della nostra lista non si conoscessero, abbiamo trovato subito una perfetta amalgama, perché di fatto c'è la comunione di intenti di ristabilire un futuro per Vittorio Veneto, quindi al di là delle diverse esperienze che ci hanno portati ad essere le persone che siamo personalmente per attività politica, che magari qualcuno può aver fatto o qualcun altro può non aver fatto. Per questo noi siamo riusciti a trovare un equilibrio perfetto e in tal modo verrà anche amministrata la città, perché Vittorio Veneto non ha bisogno dell'uomo forte al comando. Vittorio Veneto ha bisogno di un sindaco che abbia la propria autorevolezza, che sia riconosciuto appunto da tutti come una persona stimata e stimabile, ma che sappia lavorare di concerto con tante persone, donne e uomini, che abbiano ben chiare le idee, e la nostra natura di lista civica a supporto del sindaco ci svincola da logiche prettamente partitiche, quindi possiamo unicamente guardare al bene dei nostri cittadini e della nostra città. Quindi il nostro passato, che comunque è immune da qualsiasi alone, sicuramente giova, perché mettiamo a fattor comune esperienze diverse. Allora, abbiamo detto il tema del sociale è un tema a voi caro, ci arriva questa domanda, Cagliandro, adesso non so se riesci a darmi una risposta. C'è un bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito che mette a disposizione oltre 730.000 euro di contributo a fondo perduto per la creazione di asilo nido e con scadenza il 30 maggio 2024. Come mai non avete colto questa occasione? Elena. Ringrazio Elena della domanda, purtroppo però io non faccio parte né dell'attuale Consiglio né della Giunta e non ho informazioni in merito. Però non per fare la difesa, però rispondo volentieri. Sì, allora, perché giusto Posocco nell'ultima sì, non sono informato, era intervenuto in merito. Non sono informato dei motivi, se è stato fatto il bando o no, dovrei sentire l'assessore Caldart, sicuramente sono disponibili anche a confrontarmi con Elena in altre sedi e portare la risposta più compiuta. Però c'è un punto, lo abbiamo detto prima, lo dico da papà, vogliamo portare i giovani all'interno della nostra comunità vittoriese e favorire l'insediamento di giovani coppie, è chiaro, è evidente che dobbiamo pensare ai servizi per la prima infanzia. Io stesso ho avuto qualche problema a sistemare mio figlio quando per lavoro, sia mio che di mia moglie, abbiamo dovuto scegliere l'asilo, dove metterlo, collocarlo e quant'altro. I servizi della prima infanzia sono essenziali se si vogliono fare figli e se si vuole far sì che nuove coppie si insedino in città. Ok, no, mi riferivo, scusate, prima al fatto che nell'ultima ospitata che c'era Gianluca Posocco accennava proprio che avevano partecipato a questo bando, probabilmente era questo, visto che la scadenza è del 30 maggio. E sempre tema scuole, dice una telespettatrice, avete intenzione di ascoltare i genitori che chiedono rampe per disabili e alberi per ombreggiare, quindi il sociale è anche declinato con i diversamente abili? Beh, credo di parlare a nome di tutta la lista, ma senza alcun problema, dicendo che sì, cioè è doveroso.
È chiaro che si scontra, virgolette, con le necessità di bilancio e con tutta un'altra serie di questioni, però sono delle priorità. Se vuoi vivere in una città devi renderla a misura d'uomo. Vittorio Veneto è una città che è multietnica, lo dobbiamo dire, ha diverse estrazioni, ha delle persone con diverse abilità che fanno parte del nostro tessuto sociale, che lo caratterizzano e lo arricchiscono. Dobbiamo rendere facile a tutti accedere a qualsiasi cosa. Ovviamente noi abbiamo questa sensibilità perché veniamo da questo mondo ed è chiaro che è una delle nostre priorità, anche ideologiche se vogliamo metterla sotto questo profilo. E quindi sicuramente su questo noi ci saremo e faremo delle proposte. Faccio un inciso relativamente proprio a questo tema della inclusività. Non possiamo non tenere in considerazione che con la prima variazione di bilancio la proiezione, l'obiettivo è quello anche di abbattere quelle che sono le barriere architettoniche che ostacolano la fruibilità della biblioteca alle persone diversamente abili. Quindi quando noi parliamo di un completamento di opere che sono rimaste ferme relativamente al decoro urbano, non possiamo limitarci a pensare al tema delle asfaltature e della segnaletica. Dobbiamo considerare che l'abbattimento delle barriere architettoniche si declina anche in sistemazione dei marciapiedi, c'è tutto un programma di questo tenore e più marcatamente relativamente proprio anche alla biblioteca e alla rotonda, in modo che possano essere fruite proprio in tal senso, quindi proprio l'attenzione da parte della nostra lista è massimo. Balbinotta, lei prima accennava alla zona industriale, è innegabile che mancano dei servizi, ce ne rendiamo conto, chi vuole raggiungere con un mezzo pubblico la zona industriale oggi non riesce. Non può farlo. Voi cosa punterete a fare? Cosa si potrà fare? Ma allora, tutto deve gravitare, non può prescindere da una interlocuzione con quelli che sono gli stakeholder, cioè i principali portatori di interessi della zona industriale. È evidente che nel dialogo con imprenditoria che si manifesta con delle eccellenze del territorio, ne abbiamo avuto anche recentemente un'espressione con Tecnosistemi che ha fatto un nuovo plant con anche una particolare attenzione a quelle che sono la sostenibilità ambientale e l'ecosostenibilità, dobbiamo pensare di focalizzare la nostra attenzione a un centro servizi, quindi anche un tema di magari asilo nido che agevoli i fruitori della zona industriale, e non possiamo prescindere dal rimodulare il trasporto pubblico in senso lato anche con una collaborazione intercomunale, quindi non isolandoci dal contesto, per agevolare la fruizione anche ad altre modalità di trasporto. Teniamo anche in considerazione che nei nostri progetti c'è anche quello di creare una nuova fermata della ferrovia all'interno della zona industriale, che vuol dire, ovviamente qui è tutto da impostare, ma c'è un'attenzione potenziale in questo ambito. Prego Caliandro. Se posso mi aggancio, perché questo è un tema a cui noi prestiamo una certa sensibilità, perché un altro punto di accordo con Gianluca Posocco è stato il progetto proposto d'azione anche in occasione della presentazione proprio del nostro gruppo, il motto "una città nella città", cioè la zona industriale è una città nella città, e quello che ha detto Paolo Balbinotta è assolutamente uno dei primi obiettivi. Ne aggiungerei altri che sono poi nascono da azioni molto semplici e nemmeno costose, che sono quelle di concertazione e di dialogo. Cioè quando si dialoga con la zona industriale, con le imprese eccetera, si deve pensare a 2 o 3 obiettivi che possono essere fondamentali, ad esempio al welfare per i lavoratori, quindi trovare sistemi per i quali la vita cittadina si coniuga con i sistemi di welfare privato che adesso stanno nascendo e che grandi imprese stanno cominciando a portare avanti, per esempio nell'ambito culturale. Uno dei progetti su cui avevamo lavorato con la precedente amministrazione, ero stato in parte coinvolto, era quello di impostare un'idea di fondazione che potesse sviluppare insieme all'assessorato alla cultura e a altre entità del territorio dei momenti proprio di scambio tra i lavoratori e la città. Quindi i lavoratori vengono in città, perché di 6.000 persone che lavorano in zona industriale non sono tutti vittoriesi, e quindi farli conoscere la città, cercare di portarli qui. Ma anche, abbiamo detto, quello che è l'alternanza scuola-lavoro, cioè cercare soluzioni per le quali i poli scolastici vittoriesi possono godere dell'eccellenza
e dell'esperienza che i nostri imprenditori hanno nella zona industriale. A proposito di cultura, avete citato prima nella lista c'è tra i candidati l'assessore alla cultura uscente Antonella Ugliana e ecco la lista civica Gianluca Posocco, come declina la cultura? Allora, intanto l'obiettivo è quello di sviluppare le nostre punte di diamante. Ricordiamo che è stato acquistato un teatro e quindi bisogna cercare di far incrementare, quindi rendere sempre più attrattivo il cartello del teatro da ponte. Questo deve partire e anche sviluppare in ottica internazionale una figura importantissima che spesso è meno nota in patria rispetto a quelle che è la conoscenza che c'è dello stesso a livello internazionale. L'aspetto culturale deve fare da traino perché porta turismo, porta persone che vengono a fruire dei servizi della nostra città. Ricordiamo che solo nel 2023 ci sono stati oltre 180 eventi all'interno della nostra città. Vitrovento deve riacquisire un ruolo di eminenza, di spicco all'interno anche del contesto UNESCO, dove oggi purtroppo si posiziona solo ai margini. All'interno del tema cultura possiamo annoverare anche le manifestazioni musicali, i concerti di violino che sta acquisendo sempre una dimensione più internazionale. In aggiunta abbiamo la corale che in questi giorni sta sviluppandosi, quindi è una città effervescente, è una città che deve fare sistema e conseguentemente avremo la possibilità anche di ravvivare tutti i nostri centri storici. Cagliandro, una domanda da casa, da Mario, chiede: rispetto alle liste degli altri fate tante promesse, come pensate di riuscire a realizzare tutto quello che dite? Beh, promesse, noi abbiamo un programma che non è un libro dei sogni che penso sia stato citato molte volte durante questo incontro. Credo che Ido da Ros, che forse ci ascolta, si starà arricchendo di diritti. Starà facendo una nuova edizione. Ne ha fatti già due. Sì, la terza. No, noi non abbiamo sogni, noi sogniamo, come è stato detto anche dal candidato sindaco in occasione del confronto da lei moderato. E noi sogniamo in grande perché crediamo in una vittoria del futuro che abbia di nuovo un suo ruolo e abbia anche un suo nuovo sviluppo secondo determinati. Quello noi non promettiamo, noi abbiamo sintetizzato nel programma ciò che siamo sicuri di poter fare e ciò che vorremmo fare con l'incontro, con lo scambio, con tutte quelle con gli incontri con tutte quelle associazioni, con tutto quel tessuto sociale vittoriese molto ricco che può portare idee. Non siamo una lista che combatte contro un nemico, abbiamo degli avversari politici, ma noi crediamo che si governa la città anche ascoltando gli altri e quindi per questo è una nostra prerogativa. Non abbiamo di sicuro la supponenza di dire decidiamo tutto noi. Io sono lì e decido io, no, non si può fare, primo perché democraticamente non sarebbe tanto per la quale, ma soprattutto perché gli strumenti democratici è il confronto in Consiglio Comunale e deve essere fatto secondo canoni di dialogo, di discussione e anche forte, perché la politica è fatta anche di questo, però con l'ascolto e lo scambio democratico di tutti. A proposito di confronto avversari, ha tenuto banco nelle settimane scorse e chiedo sempre lei, ovviamente Cagliandro, quel post su Facebook, gli irresponsabili con le immagini della candidata sindaca Bagliana, candidato sindaco Braido e il consigliere Scottà che abbiamo avuto qui in studio e che hanno commentato. Lei a riguardo di quel post cosa si sente di dire? Ma mi sento di dire che è una semplice iniziativa di comunicazione politica forte, ma al momento necessitava di quell'azione politica perché ha ottenuto esattamente il risultato che ci aspettavamo. Il 17 di aprile tutto il Consiglio Comunale, tranne ovviamente quella parte di giunta che era ancora coesa, ha bocciato tutti i provvedimenti posti all'attenzione del Consiglio. Esce il nostro volantino, magicamente il successivo Consiglio Comunale approva tutti gli stessi provvedimenti di prima, tranne purtroppo
quelli che riguardano i finanziamenti alle associazioni che organizzano eventi a Vittorio Veneto. E qui purtroppo la nostra, virgolette, conquista non è stata appieno. Però è stato bello, abbiamo visto che grazie al nostro volantino c'è stata una gara ad essere più responsabili e dare forze presenti in consiglio. Purtroppo Azione non è presente in consiglio, non ha potuto dire la sua in quella sede, abbiamo subito così i commenti, ma insomma non è un problema. L'importante è che il provvedimento sia passato, il DUP sia passato, perché anche astenersi è un significato politico, lei lo sa benissimo. Spiace, lo posso dire, per i volontari delle organizzazioni che organizzano appunto questi importanti eventi, lo abbiamo visto successivamente sulla stampa, il Comitato Sant'Augusta piuttosto che altri, che hanno pagato il prezzo di una contrapposizione politica, a mio giudizio, un po' fine a se stessa, un po' colpi di coda della fine legislatura. E qualcuno ha definito questi contributi mancette elettorali e personalmente da volontario mi sono sentito offeso per gli altri volontari, miei colleghi che si occupano di temi come la cultura o come l'organizzazione di eventi, perché non credo che il cittadino medio vittoriese voti una giunta o l'altro, un partito o l'altro, a seconda se viene erogato il contributo a fine mandato per la secolare fiera di Sant'Augusta che fanno da 600 anni, e quindi non credo che questo sposti i voti. Certo, si poteva dare un segnale diverso, più responsabilità anche su questo. Domanda proprio è arrivata in tempo reale. Cagliandro ha votato anche Braido in consiglio, forse riferito al fatto che nel volantino c'era anche Braido. Braido rappresenta la Lega in questo momento e rappresenta quella parte di Lega che è uscita dalla giunta o che ha votato contro la giunta. Non ho sentito altri pronunciamenti a favore dei contributi verso le associazioni, non ho sentito altre posizioni. Speriamo che il collega e amico Braido abbia poi la possibilità, qualora nella non sperata ipotesi, come dicono gli avvocati, di vincita, almeno per quanto ci riguarda chiaramente, di poi mantenere questo tipo di promessa. Se mi permette, solo chiuso, nel nostro programma c'è una riflessione su questo, cioè nell'ambito dell'assessorato al terzo settore, dello sportello unico, noi vogliamo promuovere i progetti pluriennali per i contributi alle manifestazioni più importanti. Se Sant'Augusta la faccio da 600 anni, posso tranquillamente valutare di consentire al Comitato di Sant'Augusta di programmare 3 anni della loro attività. Questa è un'idea che abbiamo e che ha trovato accoglimento anche nel candidato sindaco Gianluca Posocco. Abbiamo ancora 8 minuti, chiedo a lei, Paolo Balbinot, le dico sport, e voi della lista come reagiamo? Ma allora, sempre nell'ambito della socialità riteniamo che lo sport sia un veicolo fondamentale per l'aggregazione, per l'educazione, per capire quello che è il tema del rispetto delle regole, quindi è evidente che l'attenzione, tanto più perché il candidato sindaco è un assoluto uscente anche allo sport. È uno sportivissimo. Allora, se vogliamo ragionare in termini di progettualità, sicuramente il focus in questi ultimi giorni lo sta avendo il tema delle piscine, ma non c'è solo quello, ne abbiamo già dibattuto, quindi non ha senso andare a approfondire ulteriormente. Sicuramente l'ambito sport è declinato anche in quello che è l'implementazione dello spazio dell'ex aerocampo, dove nella progettualità della nostra lista, del nostro programma, troverà spazio una serie di infrastrutture che sono già immediatamente concretizzabili, quindi dei campi da calcio, dei campi da rugby, perché riteniamo che sia lo sfogo ideale e già con un minimo plafond si riuscirebbero a concretizzare come servizi essenziali, quali spogliatoi, foresteria, una clubhouse. Ovviamente non stiamo parlando del rifacimento totale di tutta l'area, perché lì c'è un ragionamento diverso, prospettico, che verrà fatta anche con degli investitori di altra natura, quindi è una cosa logica prospettica, strettamente legata a altre dinamiche note, ma che potrà dare un concreto supporto alle associazioni sportive. Ovviamente in questo ambito non possiamo non citare un progetto già finanziato e già in corso di esecuzione, che è quello del nuovo palazzetto dello sport, che trova luogo, perché è assolutamente in corso di esecuzione già, proprio grazie alla lungimiranza di Gianluca Posocco,
il fatto di avere un nuovo impianto che avrà anche 1000 posti come spettatori, cosa che altri impianti a Vittorio non hanno, e che verrà costruito entro breve, permetterà alla città di elevare il proprio status anche relativamente alle infrastrutture da dedicare ai ragazzi. Ricordiamo anche che ci sono degli impianti che necessiteranno degli interventi manutentivi. Con questo nuovo sfogo verrà data la possibilità di non avere interruzioni per l'attività delle numerose società. Ci sono oltre 100 società sportive all'interno del comune di Vittorio Veneto, quindi assicuriamo che l'attenzione anche su questo ambito, perché è un ambito essenziale soprattutto per le nuove generazioni di aggregazione, un'aggregazione sana. Abbiamo purtroppo troppi esempi di aggregazione non sana e quindi vogliamo incentivare un maggior numero di ragazzi a fare sport. Vittorio Veneto è una città dove si sta bene, dove vogliamo ovviamente cercare tramite le nostre politiche di incrementare il numero dei giovani, ma anche e soprattutto quelli che ci sono dobbiamo trovare dei diversivi che devono essere sani e che fanno del bene. Ecco, non abbiamo parlato ad esempio della zona più a nord di Vittorio Veneto, la Valle Appisina, certo. Un territorio che negli anni via via si è sempre più spopolato. Certo. Ci sono dei progetti, ci sono delle concretezze, perché attraverso l'acquisizione di un'area dei privati attorno ad esempio all'area del Lago Morto verrà sistemata una situazione oggi ovviamente molto precaria, provvisoria in tema di parcheggi, in tema di sicurezza, verrà implementata un'area anche di sosta camper, ma soprattutto una cosa che ovviamente vedrà l'attenzione è tutto il sistema di attrazione dei turisti esteri, soprattutto nell'ambito delle ciclovie. C'è tutto un progetto di ciclovie delle acque che interessa ovviamente, diciamo, l'utente medio è chi da Monaco di Baviera vuole girare e arrivare fino a Venezia in bicicletta. Nell'ottica anche della sicurezza evidentemente verranno create delle ciclovie pedonali e ovviamente a disposizione anche di tutta la cittadinanza, nell'ottica della continuità dal lago di Santa Croce, passando per la porta di Santa Giustina, fino alla parte dei laghi di Revine, il troncone che guarda la zona di Longhere con la Revine, quindi con una via ciclopedonale che possa mettere in sicurezza tutti, è già in concretizzazione a livello progettuale. Quindi la Valle Appisina non deve sentirsi abbandonata o non al centro delle attenzioni. Ci sono dei progetti concreti anche a livello di creare sincronia nelle associazioni che interessano quella parte, quindi nella gestione di tutti gli asset naturali che sono a disposizione in quell'area. Quindi sicuramente c'è un'attenzione particolare. Ok, Caliandro, sì, dica, volo. Dire anche che in questa lista abbiamo 3 valappisini di origine, che sono la Valentina Marin, che è una nostra ottima candidata, lo stesso Paolo Balbinot Da Fadalto, quindi. Da Fadalto, e io che sono di San Floriano. Quindi domanda non è stata più azzeccata. Non è stata più azzeccata assolutamente, meglio di così non si poteva. Perché si parla spesso, non so, di Ceneda, di Serravalle, certo, della zona industriale, ma ma quella... Noi come nostro item noi non ci dimentichiamo di a proposito quindi di Fadalto, dico flash perché mancano pochissimi minuti, quindi immagino ci sarà un impegno vostro a portare avanti il sostegno politico per la realizzazione delle gallerie Paramassi, come sollecitato proprio da alcuni fadaltini al futuro sindaco. Sì, non solo, nel senso che la nostra volontà, lo ha accennato prima Paolo, è quello anche di concertare, ma anche di ascoltare chi c'è all'interno della Valle Appisina, aumentando la nostra presenza sul territorio. Noi stessi ci siamo un po' impegnati ad esserci in valle e a sentire i pareri dei nostri concittadini, anche perché noi abbiamo vissuta, io ho fatto le scuole a Nove, comunque Paolo ha i suoi parenti lì, insomma abbiamo vissuto parte della nostra vita, molte delle nostre amicizie sono ancora lì, frequentiamo il Lago Morto, andiamo a mangiare il panin col pastin, il Beppi,
Quindi per noi è una punta di eccellenza ed è una grande possibilità per Vittorio Veneto, la Valle Appisina, È una in ricchezza. tutte le sue sfumature, anche ovviamente sotto il profilo della sicurezza e della difesa del suolo che deve essere tutelata. Chiudiamo, vi chiedo allora, non so chi dei due vorrà rispondere, perché l'8 e il 9 giugno votare per la lista Gianluca Posocco sindaco. Beh, flash, Un flash, tutti e facciamo due. un flash. Beh, se voglio- Beh, sicuramente l'abbiamo detto in apertura, siamo una lista che ha dei progetti concreti, quindi non cito ulteriormente il libro dei sogni, ma quello che noi stiamo declinando sono argomenti sui quali abbiamo contezza, abbiamo capacità nel poter scaricare a terra. Quindi quando noi proponiamo qualcosa oggi non è un volo pindarico, sappiamo che possiamo esporci su determinate cose perché sappiamo che ne avremo concretezza, come ad esempio quello che abbiamo già pubblicato relativamente alla diversa modulazione dei parcheggi in modo da evitare di avere parcheggi a pagamento in ottica di aiuto ai commercianti. Cagliandro, perché il voto a voi? Ma tre aggettivi, se vogliamo metterla così. È una lista che ha competenza, che ha voglia di fare le cose con concretezza e soprattutto con moderazione. Quindi siamo convinti che con il dialogo, la discussione e con le capacità che i nostri candidati possono mettere a disposizione riusciremo a fare un qualcosa di positivo per la nostra città. Grazie a Marco Cagliandro e a Paolo Balbinot, qui stasera in rappresentanza della lista civica Gianluca Posocco sindaco. Ora nuovamente una breve pausa e ritorniamo con la terza ed ultima lista, Rete Civica per Vittorio Veneto. A tra pochissimo. Grazie alla Tenda TV per lo spazio.